La memoria del Friuli si tramanda attraverso la voce dei nostri anziani, quindi noi andremo a sentire 3 nostre testimoni a Tramonti e lì parleremo della vita di un tempo, tutto quello che riguarda la vita di quando loro erano giovani, di quando erano bambine, quindi i loro giochi, il loro modo di stare insieme, ma poi crescendo anche i matrimoni, le funzioni, quello che facevano durante le feste e quello che facevano quando si incontravano. Comincio io che sono la più giovane. 6, 12, 32. Nome? Ferroli Albina. Io Ferroli ed Erina, nata il 20 aprile del 40, sono gemella. Io sono Masutti Armida, nata il 6 dicembre 1947. Quindi possiamo cominciare da quando eravate bambine e anche sapere cosa vi faceva paura, cosa vi dicevano, se cosa dicevi di sta things, di non là, di qua o di là, o se di ignota veniva furalc. Ecco, se vedi che riguardi che sono interessanti. Insomma, con che se sta spicciolo si erano matan che già giocare insieme, erano matan canains, così diceva. Adesso il di voi per modo di Dio non le nessuno. Però anche volta si riunivisi e si diceva giocare. Tante volte col maio si metteva un bossolo in cima a un clap e dopo si buttava alla scaia e il bossolo partiva e chi arrivava a chiapparlo tornava a fare la penitenza. E si divertivasi così. O se no anche il pindolo, si metteva un tocco di legno in cima al clap, con quel lato di legno si pettava io e il pindolo partiva. Ah sì? Sì, perché era a ponte, no? Sì, a ponte. Sì. Era tante robe biele, insomma, tra i canali. E qualche volta si facevano paura anche alle mare, perché dicevano stegi lontane, perché poi succede sempre qualche altro. E allora avevamo paura, ma comunque se si aveva da saltare in murese si saltava. Perché vedete i brosci. Ma non è che us dicevi che era qualche besteata, qualche menato? Sì, si diceva. Sì, anche qualche volta così, eravamo piccoli, sapevamo fare. Perché gli arbori, che solo solo, porta via tutto che si pettavano perché già andavano balina all'arbore. Che avevano da falciare per le bestie. Si gridavano, si dicevano. Comunque si dicevano no, la so così, dicevano stetagi perché lei un uccellato che lo chiamavano pacuto in che volta. Sì, un pacuto. Sì. Lo stetagi perché le mani, lo stetagi non sono madure, guaito che alle nola. Ecco, io te lo conterò. Dal terremoto. E lui dopo si fidanzava così, sì. Però per avere il fidanzato bisognava tribulare, perché guai se ti vedeva girare con loro, tu conoscevi già con papi. A noi voleva che tu sposassi con quello che l'altro, e non solo anche lui, e bisognava girare sempre via perché. Via di squindone. Sì. Sotto le fresche frasi. È così. Però era tan diverso la roba, cioè, tu incontrava qualche autorità così, quel sindaco, il prete, qui, tu diceva sempre buondito, si culpava. Sia lodato Gesù Cristo, tu vedeva il prete, tu lo salutava sempre. Sì. Insomma era tutta una roba diversa. Ecco. Signor maestro. Ecco. Dopo la sua Tramos di Miec, offriva, portava sempre un panetto. Una panetta, ecco, perché diceva che il frutto, quando al nasce col panetto sotto il braccio, che porta fortuna. Dai. Sì, mi penso che sono su da la Irma e i gemoi di Eda, in che volta gli era Vicenzo che col for,
e aveva fatto il pan dal bueli, pane e piuma, Liara. E allora lo portarono dalla iglesia e si derono un tocco perona, due canai felici che erano a mangiare il tocco di pane. Che chi non l'avevi mai sentito? Che dal tocco del pane. Comunque pensai che al nord di Francia, in Bretagna, una volta quando nascevano i frus e dopo qualche giornata venivano partiti per il paese a fare cognosci, e emplavano le mani con i tocchi di pan, proprio mettevano dal braccio, che si eravano dopo le mani, perché il pan si faceva in chiesa, allora era sempre benedetto, e quindi in questa maniera il frutto non potevi fare dal male, neanche i trisvoi, neanche dai il malocchio, neanche maludilo, perché aveva il pan che lo teneva benedetto. Perché lo stai pensando a queste robe dal pan? Hai capito, ma io Biela, di che però. non hai sentito? Però una volta, non sai, Jarmo, che il canaia stava più bene, c'è. Aveva della teta a buon'ora e non la chiappava in sogno di Cristo, begherons. A noi è morta. A passava chi, cageva a messa. E diceva addio al bin. E detto il canaio che vai e io non arrivi a dare da mangiare, no? E io mi dicevo, dammi una camisina. Che mi è succeduto a me con gli E occhi. l'hai portata al Predi e dopo è tornata per un'altra strada. E gli hai messo sulla camisina, alla sonda si mieggia, mi arriva il Predi in chiesa a domandarmi, e allora hai mangiato il Matteo? Che l'hanno Matteo, mio figlio. Allora, perché in dal frattempo che è giù da messa, è passata la Teresa, che aveva La levatrice. la levatrice, ecco. Del paese. Sì, che aveva intunata, che aveva partorito dopo di me. Addio, e dice sollievo, Teresa, vieni tu qui, e dite, chi è il canai? Calvai e non arriva a mangiare, mostro. Allora mi ho detto, e certo che ha detto, hai struccato il nasino, era di buona che l'hai un di raffreddore. Ha detto, strucca il latte, fai un cerchià e chiuso là, e insomma dopo gli hai struccato il latte, e gliel'hai passato dalla musa, e dopo il canaia l'hai attaccato, e l'ha mangiato. E dopo arriva io con la camisina. Però io la mesina l'aveva già benedita intanto, perché era già... Sì, già perché stava gli era morendo. messa io in chiamò. Ma qui dite di chiamisute io. È una sciora di tumors di mieci. La La fleiscia. Ah, che dalla chiamena. Che la chiamisuta mi ha detto la fleiscia. Da portarla a Benedì. A me ha detto Albina, non sta più menà che vita, che il canale al timore. Se il vivo una dia, mi dice, hanno il vivo due. E non potevi distaccarlo di me. Oh, se lo tiravi fuori dal mio braccio, che l'avevi messo sul dietro, addignava nero. E allora io capai di dire questo commissario, ma se non era l'ora che il canaia ha avuto il malocchio, non lo cuietava. Comunque il malocchio gli era. E in chiamò. E Pinchia Moi me l'avevano fatta alla vacca 2 volte. Sì, adesso volevi contare che dalla svaglia. Vabbè, che mi conti che volevo di sapere. 2 volte alle bestie. Sì, hanno E fatto. dice, insomma Gesù per Gia Molgi neanche un filo di latte, È vero, anche mia mamma gli dalla mattina alla sera. Insomma, anche il dì che non mi dai latte, ti sei quieta, ma dopo tornai su, ma Gesù io a fare la colpa di dice, guarda, dice che la bestia mi succede così o così, Albina sta tranquilla che faccio io. Vengo io e alla sera mi dai tutto il latte. E Ma ce me l'ha l'ha fatto? fatta 2 volte. Ma ce l'ha fatta il Predi? Benedita. La Benedita? Non sai che la fa per noiare. Ah, Ma era Bessono, anche a lui? Benedì la vacca. Gli è capitato anche a ieri. Non ti scampa. Che da Sì, a mia Trisvoli mamma sì, quando era in questo Ciarandin. mi dava il latte le vacche. Sì, sì, sì. È arrivata anche Coglievano venerdì anche con le ciardena. e Benedita La invece leva, è sì. lei. Portare la crusca a Benedì. Sì, Noi Sì. portano noi alle venuti il sì, predi sì. da solo. Sì, sì. Volavi dal Predi con le La ciadene. contava sempre, mia mamma si contava che roba è.
me diz que isso que São são roupas que não se voler escredi, però sono state. Il malocchio, cioè più che altro malocchio. chi la stria è il malocchio. Due che chiase dal diavolo, lì c'è un E la tempo. pagiu in tri, in Chiarandin, la che sta adesso, Anche se in basta Chiarandin, che casa che è sulla strada, riva. tratta di su per la riva di Tridas. E Chiarandin che casa è, e la chiamavano la casa del diavolo. Ma io aveva lì che era anche la femmina, cioè era Non sai come stava in che volta io, Se adesso non mi la pensi contava più proprio mia con mamma. precisione le robe come era, però diceva anche a mia mamma che quando passava su, perché mio papà veniva su di Chiarandin e anche suo papà Stavano lì. e già venivano su e bevevano. Ah, Dopo sì? io tornavo, Ah, sì? a noi tornavamo più a casa, sognavo sotto Sì, è vero. e quando passavano per io sentivano sempre qualche garbutto e avevano paura anche loro. Sì. E allora si sentiva dalle femmine quel che sentivano loro e ti restava anche a te. Beh. Sì, è vero, mi contava mio papà anche sempre che quando alzavano fuori aveva il carretto col cavallo, alzava in giro e quando si chiamava spilungberri, la parente, beve con uno, beve con quell'altro, era gioco, ci ho disfatto e non sapeva come fare in davanti per cercare la casa. E gli diceva, ma lì lei diceva, meni mia casa. E il cavallo, è vero, il cavallo illuminava finta casa. E lui dormiva sul carretto. Mielissimo. Sì. Madonna, sono roba vera. Solo Sì, sì, sì. Sì. Ma anche io con dei Jays a Codroi per le compagne. Sì, sì. La vettora 20 Jays, e befuntai qui, befuntai là. Le sere non gli faceva più e il muslo portava a casa. Non noi abbiamo passato. Deve passare tanto, anche qualche anno in questo Pradileva, c'era sempre tantissima gente, tanti, avevano loro tutti il campo. Quando magari venivano, sai, la tempesta, o altri venivano tutti a casa nostra, come mamma. Avevamo tante di queste spanole che allora si disfoiavano a volte, si le metteva in casa, no? E non schieriamo in tanto, si mettevano in linea, ma come fa? Quattro cose, cioè quattro tipi di panola. Una per semenare, un'altra per mosenà. gemolino, che altra per la purcetto. per il purcetto. E dopo si faceva la treccia fa. Via si cantava, si faceva le cestine, si rideva e venivano noi che erano tante sorse. Abbiamo che ci fantastiche venivano. Quando c'erano i temporali, quando avevi sduci blave, bestie, robe, ce facevi per slontanare il temporale? Si metteva sempre o l'olivo a bruciare, Col o se no falce, la falce, ma allora col coso in su. con la punta con la in punta su. in su. Sì. Si metteva così fuori dalla casa. Si accendeva l'ulivo con la candela benedetta dal 2 di febbraio. È l'ulivo benedetta, sì, questo mi ricordo molto in Pradilena. Per corrompere l'aria, diceva, per la grande. O se no si suonavano le campane. Anche tante si suonavano le campane. Quando era proprio quel cattivo tempo. Ma dopo le tempeste arrivavi o no? No, spariva. Non arrivava la tempesta, questo è vero. Quando non veniva, che era un periodo che non veniva la plea, si facevano le processioni, si facevano le rogazioni, perché che veniva la plea, che non era tutta la terra, perché qui non avevano come adesso che hanno spompa, si mieci e pravi, che non avevano nulla. Eu vivo già su, io ricordo a Tremosi Mieci, già su dalla Madonna del Carmelo, che Madonnina lassù dal cimitero. Sì, beh, no, si facevano il giro della Facevano il campagna. giro qui di Pradileva, ecco, tutto il campagna. giro qui. Ah sì? Ma no per la rogazione, per la plea. No, per la plea. Anche per la plea. No, la rogazione si era del periodo di Mesi mai. Di mai, mesi sì. mai. Le erogazioni, noi a Tramonti di Mezzo ci si riuniva in chiesa perché si pregava da soli perché Tramonti di Sotto, il parroco di Tramonti di Sotto forniva anche Tramonti di Mezzo, no? E allora lì ci si riuniva in chiesa e si pregava e poi un giorno, erano 3 giorni di rogazioni. Allora un giorno si usciva, si andava a fare tutto il giro di Pieli
E poi si tornava in chiesa e altre preghiere, e dopo un altro giorno si andava fino là da San Antonio per la strada per andare in Canal di Cuna, e il terzo giorno era l'incontro generale con Tramonti di Sotto, lì dalla Madonnina. Non so se siete stati a Tramonti di Mezzo. Ah sì? Sì, quella Madonnina lì sappiamo qual è. Quell'icona di Madonnina lì. Sì. Ci si riuniva. Allora noi arrivavamo da Tramonti di Mezzo e loro arrivavano da Tramonti di Sotto per la strada che va a Tramonti di Sopra, e poi c'è la scorciatoia dell'Impero, chiamata l'Impero, e lì ci incontravamo e assieme venivamo giù lì all'Ancona della Madonna, dove il parroco diceva la messa. Dicevate la messa? Sì, nell'Ancona di Maria Ausiliatrice. Ma per chiamare la pioggia facevate qualche preghiera particolare? Una chiusura del mese di maggio. Queste sono le erogazioni, però facevate anche il giro per fare piovere, no? Sì. Noi si partiva dalla chiesa, si andava via per Pradileva, si andava giù fino in fondo e si usciva fuori nella strada dell'osteria da Mariana. Da Mariana, e si tornava su di qua. Ecco, a Natale, ad esempio, era un gran subbuglio. Lo si sentiva il Natale una volta. Sì, era pieno. Che regali vi facevano da piccoli? Come? Che regali? Noi, che regali niente. Belli. Ci faceva l'albero appeso con mandarini, biscotti. Sì. Io ricordo che non arrivavo quasi all'Epifania, perché un giorno sì, un giorno no, tiravo giù una alla volta. Tiravo giù le cose così. Comunque a Natale i giovanotti, ricordo il primo anno, sono andata a tagliare un pino, e dopo sono andati in giro per le famiglie a cercare chi poteva dare qualcosa per le lampadine a elettrico quella volta, e le avevano tutte decorate, pitturate coi pennarelli, coi colori acquarelli, e insomma erano lì, avevano appeso questo albero, tutti questi bambini intorno all'albero contenti e felici, e i giovanotti la sera avevano il coraggio di star lì tutta la notte a cantare sotto l'albero. Bellissimo, tal fred. Tal fred. E poi la vigilia, quella volta facevano anche la messa a mezzanotte, una parte dall'altra, e si era contenti e via. E poi il giorno di Natale era tutta un'euforia, la messa, guai chi mancava alla messa, no? Era bello, felici, contenti. Il giorno di Natale, e noi bambini dovevamo fare una letterina per il papà, e allora la facevamo a scuola con la maestra, e il giorno di Natale la dovevamo mettere sotto il piatto del papà, e in modo, quando tirava via il piatto, diceva chi c'è, faceva mio pari. Allora la leggeva, e allora le dicevo: prometto di fare la brava, di aiutare, prometto, mi faceva. Dopo mi dava così qualche soldino, 100 lire, e va là. Però ne abbiamo passate. Allora il primo dell'anno si passava per il paese, si diceva: ah sì, bundi, buona, dammi la buona mano che quest'anno, se no di quelli che vi va di lavare nella trovese. Ecco, se no me la dai. Barba benedetto, mettei la mano sul petto, mettei la borsa in mano, dammi la buona mano che quest'anno, e se no di quelli che vi va di lavare nella trovese. Ecco. No, io ricordo che abbiamo fatto una bellissima infanzia, perché quando mi incontro con mie sorelle, che vengono adesso tutte da me, raccontiamo sempre della nostra infanzia, di questo Pradileva. Quando mio papà veniva ci contava nel letto: Anna, sono tutte a dormire? Sì, Pieretto, sono tutte. No, vado a vedere, ci contava, e noi quiete. 1, 2, 3, perché si stava tra pelletto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anna, ne manca una. E lui, e mia mamma, Pieretto l'abbiamo con noi. Addio. 7 sorelle.
E i due maschi avevano la cameretta più in là, piccola. Cosa facevano? Erano giovani ormai. Veniva un ragazzo, Luciano di Comesta, li metteva la scala dietro. Andavano giù, andavano a ballare a Campone, tornavano la mattina, mia mamma si svegliava e diceva alzatevi che da andare a falciare. Il pieno di corsa erano pronti, nessuno sapevano dove erano andati. Ecco. Quando c'era il matrimonio, no? Allora perché 3 giorni prima bisognava andare a prendere il corredo lì dalla sposa. Allora andava lo sposo, il compare e qualche parente di famiglia, diciamo, lì dalla sposa, con le gerle per portare, che dovevano portare i materassi, partivano da lì dalla sposa per portarli nella casa dello sposo. Allora lì erano con le gerle, allora uno aveva il materasso sulla gerla e dopo sopra aveva il lenzuolo da sposa, l'altra aveva le federe sull'altro materasso e dopo di seguito i cassetti con dentro il corredo e tutto. Allora quando arrivavano dopo facevano un po' di festa, le mettevano dentro in casa, le invitavano e lì era preparato un po' di pane, salame, un po' di formaggio, grissini, quello che c'era, e un po' di vino, il caffè, la baraonda anche 3 giorni prima del matrimonio. Ecco, è il giorno del matrimonio, poi Fraia Popolo, tutto il paese in festa. Tutto il paese. Sì, io ricordo che ci doveva mollare dalla scuola la maestra, perché si sposavano verso le 11, 11 e mezza, così. E allora dopo quella volta buttavano i confetti. Allora ci ammassavamo per andare a prendere i confetti. E adesso se ti danno un confetto li butti alle galline. E poi anche quella volta si usava tutto il paese mandare gli auguri, la scatola da piena, visita. Chi poteva faceva il telegramma oppure un bigliettino e ti mandavano i bambini a portarli in casa o della sposa o dello sposo, lì ti davano 2 biscotti Che bello. e via. Era molto bello. Anch'io li ho e ho detto non li butto neanche via, che li brucino. Poi se avevate anche degli usi, delle cose strane quando eravate ragazze, ad esempio se in paese che facevi le purcite, facevi le strade anche si lasciava con il dalla banda o dal sposo o dalla sposa, io recuerdo che metter time lens e attraversava la piazza e già finire dalla... E dipendeva da... Ecco, non la lavi alla finire, perché veniva fuori le chiese, no? Cominciava dalla chiesa o non sai da dove che partiva proprio, o dal Muros, a finire la finta della Murosa che era stata lasciata. Dipendeva con chi l'aveva lasciata. Con chi l'aveva lasciata e più. Se l'aveva lasciata l'uomo, partiva dall'uomo. Okay. E se l'aveva lasciata la femmina, partiva dalla femmina. E dopo si chiamò e conta che era... E avevo fatto una segatura una volta e la mare ci aveva lasciato. Aveva lasciato il figlio era lasciato e la mare dal figlio era disperata e aveva su alla 5 un'ora per attaccare e scovare la strada. Un'altra signora che era llevata per a regolare la bestia, alla veduta che veniva e a chiappare la scova e giù ad aiutarla. Bien. Qual erano le canzoni che si vise di più? Las nuestras de una volta, perché questo lo cantava sempre. Moretto. Dai, manco l'una, dai, mi fa senso. No. Muretto, muretto, che bel giovinetto, che porta i capelli all'onda del mar.
che porta i capelli all'onda del mar, all'onda del mare, la barca filava, Moretto chiamava, Giulietta vien qua, Moretto chiamava, Giulietta vien qua, non posso venire, la mamma mi sente, il cuore mi prende, io devo venir, il cuore mi rende, io devo venir, all'onda del mare, all'onda del fiume, al chiaro del lume, la